Buonasera a tutti, gentilissime signore e gentilissimi signori intervenuti in maniera numerosa e vi ringrazio. Abbiamo anche due ospiti da remoto, oltre a quelli importanti in sala che presenterò successivamente, e sono Sua Eccellenza Lavanya Kumar, che è il console generale dell'India di base a Milano, e abbiamo anche in collegamento il presidente del Propeller Club nazionale Umberto Masucci. Chiedo se il console Kumar ci vede, ci sente. His Excellenza Lavanya Kumar is the Consul General of India in Milan. And we appreciate very much to be our guest, despite from remote, and having the opportunity to have his speech on the beginning of this meeting. Do you hear me? Credo che ci sia qualche problema di connessione al momento, per cui saluto Umberto Masucci, Presidente nazionale dei Propeller Clubs, al quale cedo la parola. Umberto, a te, grazie. Buonasera. Allora, prima di tutto mi scuso per non essere presente come volevo, ma un po' di viaggio e un po' la preparazione della missione in Albania mi hanno bloccato al sud tra Roma e Napoli. Prima di tutto complimentarmi col Propeller di Trieste, con Fabrizio Zerbini, con tutti voi, perché vedo sempre tematiche molto interessanti ed anche molto partecipate, vedo tanti di voi nello schermo. Ma presentarvi in particolare due grandi iniziative che abbiamo messo in campo come Propeller Nazionale. Quando parlo di Propeller Nazionale parlo del Propeller di cui Fabrizio Zerbini è vicepresidente, io presidente, e abbiamo messo in campo due belle iniziative, una con la Marina Militare Italiana e una col Corpo delle Capitanerie di Porto. Col Corpo delle Capitanerie di Porto quest'anno si festeggiano i 160 anni alla Costituzione, che è stata fatta il 20 luglio del 1865 a Firenze, quando Firenze era capitale d'Italia. E allora abbiamo avuto l'idea e condiviso l'idea con il Comando Generale, con l'ammiraglio Carlone, di partecipare anche noi come Propeller a queste celebrazioni, e quindi avremo in tutti i porti italiani dove siamo basati come Propeller, e pensate che siamo arrivati a 18 porti, perché gli altri sono punti interni, e lì faremo un evento un evento su una tematica che ogni club sceglierà insieme alla locale autorità marittima, ma poi a novembre a Roma chiuderemo il Fil Rouge con un evento nazionale col Comando Generale. È stata una cosa di sensibilità da parte dell'ammiraglio Carlone, che ha detto: io finisco a settembre comandante generale, ma è tutto l'anno che celebriamo il 160esimo, e fa piacere che il mio successore sia quello che con tutti i Propeller italiani a Roma in novembre celebrerà questo Fil Rouge che si chiude. Questo per dire la considerazione che anche il Comando Generale Capitaneria ha nei confronti del Propeller, delle attività che noi svolgiamo, proprio mettendo in evidenza le eccellenze che abbiamo, tra cui il Corpo delle Capitanerie. L'altra eccellenza, la Marina Militare Italiana. Io personalmente avevo promesso al Capo di Stato Maggiore, all'ammiraglio Credellino, che in questo fantastico giro del mondo avremmo incontrato nave Vespucci. Lo facciamo proprio al rientro, lo avete già fatto voi a Trieste. Io ho avuto delle fotografie bellissime da Fabrizio Zerbini, da altri di voi, con Piazza dell'Unità Italia e il Vespucci sullo sfondo. Avete fatto una bellissima visita al Vespucci. Parlavo ieri col comandante Lai, perché stiamo preparando la missione in Albania, e mi ha detto come è stato bello ricevervi a bordo di nave Vespucci, e quindi poi ha fatto Venezia, oggi Ancona. In ogni porto italiano di rientro nave Vespucci, o meglio Propeller incontra nave Vespucci. Seconda cosa, la missione in Albania, e anche qui grazie al Propeller
Trieste siete presenti in 5 al momento delegati, Fabrizio Zerbini e altri 4 nella missione in Albania. Credo la delegazione più importante numericamente ma anche come persone insieme a quella di Napoli, e questo mi fa particolarmente piacere. E faremo 9 e 10 aprile in Albania, il 9 a Tirana l'incontro con una bellissima tavola rotonda coordinata da Alessandro Panaro, che mi pare aver visto passava. Tra l'altro Alessandro è difficile non vederlo e mi fa piacere che sia venuto a Trieste per questo importante convegno, e quindi SRM ci coordinerà sulla tematica del Port and Shipping Strategic Drivers for Albania and Italy, e poi invece il giorno dopo saremo sul nave Vespucci con un'altra tavola rotonda curata dall'Accademia della Marina Mercantile Italiana e sul tema della formazione dei marittimi, la generazione Z, l'importanza di trovare nuovi marittimi. Sapete che soprattutto in certi ruoli, soprattutto nella macchina, è sempre più difficile trovare. Ecco, noi mettiamo insieme le eccellenze, l'Accademia Marina Mercantile, SRM, le capitanerie, la Marina Militare. Quest'anno avremo le autorità di sistema portuale, avremo ben 3 presidenti, un presidente e 2 commissari. Chiaramente quest'anno in Albania soprattutto i porti adriatici saranno presenti con le autorità di sistema portuali, e quest'anno per la prima volta abbiamo anche la Commissione Trasporti del Parlamento, quindi il Presidente DEID, il Vicepresidente e un terzo onorevole vengono per la giornata del 10 accompagnando il Propeller. Io dico, questo mi sembra la testimonianza più forte di come il Propeller, ma grazie alle attività che voi fate sul territorio e quindi in questo caso Trieste, hanno assunto nei confronti degli stakeholder, e credo che questo sia un successo che lo dobbiamo a tutti noi, alla squadra di presidenza, al consiglio direttivo, all'attività che fate ogni club sul territorio. Ultima cosa, abbiamo messo insieme anche 13 istituti nautici che verranno con noi. Io sarò a Ortona. Ortona è l'ultimo club nato, il Propeller degli Abruzzi, e lì su nave Vespucci sabato imbarcheranno questi 13 ragazzi e ragazze promossi dal Propeller. Quindi la Marina Militare ha accettato a bordo per una crociera di addestramento per una settimana questi 13 ragazzi. Imbarcano a Ortona, li incontriamo poi a Durazzo durante la sosta a Durazzo e poi sbarcheranno a Brindisi nel successivo viaggio. E vedo qui Adriano Guadalupi di Brindisi e lo saluto. Ecco, la rete che si chiude, anche Adriano sarà con noi in Albania, e credo che effettivamente queste cose mi inorgogliscono molto di tutte le attività che i singoli Propeller fanno. Quindi io ora ascolto tutti voi e vi ringrazio per l'attenzione. Caro Umberto, grazie per la tua presenza e il tuo intervento. Provo nuovamente il collegamento con His Excellenza Lavanya Kumar. Is it listening to us? Yeah. Good evening, friends. I hope I am audible to you. Yes, good evening. Thank you for being with us, despite from remote. Mr. Lavanya Kumar is the consul of India and is located in Milano. The object of the meeting of this evening is the IMEC corridor, the India, Middle East, Europe Economic Corridor, and we would like to have some words by you about this object. Thank you very much. I'll give you the floor. Yeah. Good evening to the President of Propeller Club, Mr. Fabrizio Zerbini, and also Trieste Summit Association President, Vice President, and members, and to the participants and also to the members of Propeller Club. Very good evening to you all. First, at the outset, I apologize for not being able to speak in. If you like, you can go ahead with your speech about the object. Thank you. Let me begin with the present political scenario between India and Italy so that it will set the context for our discussions. So one is that
our Prime Minister, Mr. Modi, and Italian Prime Minister, Meloni, they have met almost 5 times in the past 2.5 years. Political relations we have in India, between India and Italy today. So in India today, Italy is seen as a very important business and strategic partner for us in Europe and also in the Middle East. And also now, when they met in the last year on the sidelines of G20 in Rio, one of the main important actions they took was that agreeing on a joint strategic action plan for the 5 years on the sidelines of the Rio summit. So in that joint strategic plan, connectivity is one of the important agenda items in the list. So connectivity means just the physical connectivity here. Besides infrastructure connectivity, digital connectivity and trade connections between the Indian and Mediterranean oceans is one of the priority areas in the action plan. So today, Mediterranean region is seen as a natural connecting point between Europe, North Africa, and the Middle East. So now let me come back to allow me to go back to the previous connection to present you that how India and Italy are natural partners, trade partners, and people-to-people relations, how we share since time immemorial. So one often forgotten point in the discussions is that ancient India and the Roman Empire, how much we had shared the rich historical connections and the business relations. Even today in Indian history textbooks, we fondly recall about our rich trade connections and also about exchange of trades and goods between the Roman Empire and ancient India. So even today, whenever we do some archaeological excavations in India, we find Roman finds along our ports, ancient ports and archaeological sites. So the IMEC corridor, which we are envisioning, is just re-establishing the trade links and those rich vital connections. So in a way, this IMEC corridor is revitalizing the rich historical context which we had in the past in the ancient history. So now, besides IMEC, we see a great potential for partnership between the in defense and security partnership, space and energy energies in between India and Italy. So Italy has a growing presence in the Middle East and also in North Africa. Similarly, India's relations with Middle East is seen as a very crucial link for us in our foreign policy. Not only we have the dense energy relations, and also we have the good amount of diaspora is present in the Middle East. So in a way, we form natural partners in having these similar ideas. So further, Italy is a very important player in the Indo-Pacific. So in the Indo-Pacific, Italy and India can play a great role in maritime trade and global supply chains. So we have shared common strategic interests in the region. So further, Italian firms can contribute to a lot in India's growing economy in the clean and green energy partnerships and also industrial transformation and establishment of resilient supply chains. So another point I would like to highlight in this context is Italy is a natural center or the hub of the Mediterranean region. So without Italy's great role or with Italy's economy, the Mediterranean region is almost has without Italy, Mediterranean region one cannot imagine. Similarly, India is the hub or center for the Indian Ocean. It has a rich ancient history, and we have the connections between the ancient and oldest civilizations. So this IMEC corridor and the connectivity link which we are seeing is just reconnecting the dots back to our glorious history, which was disrupted in the medieval times. So this is I hope this is the brief outline which will help you set the context for the discussions. Thank you for the opportunity for giving me the opportunity for sharing my ideas with the participants. Thank you. Thank you very much for your clear and good-willing speech.
Italy and India are very close one to the other as nations, and Italy and Trieste, we trust very much about the IMEC initiative, and we are working on the way to have Trieste fully involved as hub for IMEC for what it is related to Mediterranean area. Thank you very much for having been with us. We hope you can continue listening to us despite we continue talking in Italian, and we hope that you can be visiting Trieste as soon as possible. It will be a pleasure of us to have you as our guest in a Propeller Club meeting. Thank you very much, Excellence. Thank you for inviting. I look forward to the visiting of. Bene, direi dopo questo inizio, anche con il console indiano a Milano, cominciamo con la lettura del prologo come facciamo solitamente. Care socie, cari soci ed amici ben ritrovati. Negli ultimi anni le tensioni geopolitiche e i cambiamenti nelle rotte commerciali globali hanno evidenziato la necessità di alternative più sicure ed efficienti per il commercio tra l'Asia e l'Europa. Il corridoio Indo-Mediterraneo, IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor, nasce proprio in questa prospettiva, un'iniziativa strategica che coinvolge l'India, il Medio Oriente e l'Europa, con l'Italia in una posizione chiave. Il porto di Trieste, grazie alla sua posizione geografica e alle sue infrastrutture, ha tutte le carte in regola per diventare uno degli hub fondamentali di questa nuova via commerciale. Come già sottolineato in queste settimane da Trieste Summit, associazione che sta riunendo gli operatori interessati ad approfondire l'argomento, al di là degli aspetti geopolitici, il porto di Trieste è stato storicamente concepito come un punto di approdo sicuro per le merci dirette verso la Mitteleuropa. Trieste è oggi il porto più settentrionale del Mediterraneo, gode di fondali profondi, ottimi collegamenti ferroviari e stradali con l'Europa centro-orientale, nonché di un regime doganale unico in Europa grazie al porto franco. L'IMEC rappresenta un'opportunità unica per consolidare il ruolo strategico di Trieste nel panorama logistico internazionale, intercettando i traffici commerciali tra l'India e l'Europa centrale ed orientale. I numeri parlano chiaro. Dal 2007 al 2023 il traffico container nei porti dell'Adriatico è cresciuto del 225%, mentre quello nei porti tirrenici si è fermato al più 16%. Il dato dimostra la crescente centralità dell'Adriatico come snodo logistico preferenziale per i mercati emergenti dell'Est Europa. Nonostante i vantaggi competitivi, lo scalo internazionale del Friuli Venezia Giulia deve affrontare una concorrenza agguerrita. Francia e Grecia hanno già avviato campagne di promozione per sostenere rispettivamente Marsiglia e il Pireo come hub chiave per l'IMEC, mentre l'Italia non ha ancora designato un portavoce ufficiale per promuovere la candidatura di Trieste. Questa incertezza rischia di mettere il nostro Paese in una posizione di svantaggio rispetto ai competitor europei. Per garantire che Trieste venga riconosciuta come nodo essenziale dell'IMEC è fondamentale un'azione coordinata tra istituzioni, imprese e associazioni di categoria. La partecipazione dell'Italia a progetti infrastrutturali come il Piano Mattei per l'Africa e l'European Gateway può rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel commercio globale. Inoltre, l'instabilità nel Mar Rosso e lo sviluppo di nuove rotte come quella artica stanno ridisegnando la geografia dei traffici marittimi. In questo contesto il rafforzamento dell'IMEC può rappresentare una risposta strategica alla marginalizzazione del Mediterraneo. Come già fatto dalle nazioni mediterranee precedentemente menzionate, servono una strategia chiara, rapida e un impegno condiviso per consentire a Trieste e all'Italia di cogliere un'opportunità storica. Di questo si parlerà nell'incontro di questa sera per analizzare le prospettive e le sfide che l'IMEC presenta per il nostro porto e per il sistema logistico italiano. Di tutto quanto precede si parlerà a brevissimo durante l'incontro dal titolo Trieste e il corridoio Indo-Mediterraneo, opportunità strategica per il futuro. Sull'argomento intervengono e esprimono le loro opinioni i relatori dell'incontro che sono Stefano Pilotto, professore di storia delle relazioni internazionali al MIB Trieste School of Management, Alessandro Panaro, capo servizio trasporti e logistica SRM, gruppo Intesa San Paolo,
Alessandro Gili, ricercatore ISPI, Istituto Italiano per gli Studi di Politica Internazionale, Francesco Parisi, presidente dell'Associazione Trieste Summit, oltre che spedizioniere e terminalista, nelle cui vesti lo conosciamo tutti da tempo. Moderatore dell'incontro Riccardo Coretti. Quindi a questo punto presento alcuni degli ospiti importanti che ringrazio per la loro presenza, che sono appunto l'assessore Roberti, Antonione, Roberto Cosolini, e li ringrazio per la loro presenza qui con noi. Quindi possiamo dare inizio all'incontro. Grazie a tutti. Io farei intervenire subito l'assessore Roberti perché credo che abbia degli impegni più tardi che non le consentiranno di rimanere con noi fino all'ultimo, e quindi le do la parola subito. Grazie. Grazie, tutto di qua, grazie, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Sì, io vi rubo veramente pochi secondi, pochi istanti soltanto per portarvi il saluto da parte dell'amministrazione regionale e poi resterò ovviamente per la prima parte, almeno per sentirmi il primo relatore sicuramente riesco a fermarmi, quindi dirò poco perché so già che se dico troppo poi l'amico pilotto mi bastona, mi picchia per quello che posso dire. No, però è qualcosa di evidente, l'ha sottolineato anche lei, Presidente, nella sua relazione iniziale, nel suo prologo. È evidente che gli ultimi 7 anni sono stati caratterizzati essenzialmente da due grossi elementi. Il primo, quello dei cambiamenti geopolitici che hanno completamente cambiato gli scenari. Prima la pandemia che ha sostanzialmente posto fine a quella che conoscevamo, quella globalizzazione come la conoscevamo, poi lo scoppio della guerra in Ucraina con un altro cambiamento di fronte importante ed infine il 7 ottobre del 23 con l'attacco di Hamas a Israele e tutto quello che ne è conseguito, compreso le tensioni lungo le rotte che ci interessano direttamente con l'attacco degli Houthi ai traffici marittimi. Però in questi 7 anni è successo anche qualcos'altro che ritengo estremamente positivo e che è estremamente positivo, cioè quei numeri che sottolineava lei, quell'aumento che sottolineava lei, che tradotto sul nostro territorio è significato che nonostante tutti quei cambiamenti noi abbiamo avuto negli ultimi 7 anni dapprima l'interessamento degli ungheresi con l'investimento che si sta concretizzando ad Aquilinea, poi abbiamo avuto la via della seta, che poi è tramontata proprio a causa di quegli cambiamenti di equilibri, ma che è diventata l'opportunità della via del cotone di cui parliamo oggi. E questo a significare che evidentemente c'è un interesse strategico, a prescindere dagli scenari che cambiano, sul porto di Trieste. Noi quell'opportunità dobbiamo andarla a cogliere ad ogni costo. Lo facciamo ovviamente come amministrazione regionale con i mezzi che abbiamo a disposizione, quei pochi mezzi che abbiamo a disposizione dal nostro punto di vista, quindi con le infrastrutture e gli investimenti infrastrutturali, in particolare sulla logistica, e ovviamente in questo momento lo facciamo anche accompagnando e seguendo quelle che sono le scelte del governo per una leadership di nuovo forte per l'autorità di sistema portuale, cosa che probabilmente avverrà nelle prossime settimane. Ovviamente la nostra attenzione c'è e vi ringraziamo per tutto quello che avete fatto, perché chiaramente quando si portano risultati a casa di questo tipo è dovuto sicuramente a quello che lei citava, che è ovviamente un dono che noi abbiamo dai fondali alla posizione geografica del nostro scalo, ma anche merito di un sistema evidentemente che sa lavorare insieme tra pubblico e privato per le varie competenze per portare a casa i risultati sperati. Grazie. Grazie, una buona serata anche da parte mia. Io direi che dopo tutte queste interessanti premesse arriviamo al dunque col primo dei relatori, professor Pilotto, che non è la prima volta ospite di questo club, con i quali approfittiamo un po', credo anche per avere un minimo di introduzione su quello che è il corridoio, che è l'argomento della serata, ma anche per alcuni aspetti come dire, più critici in relazione all'India,
come componente del BRICS, no? Che è l'acronimo per indicare le economie emergenti a livello globale. Prego, professor Pirotto. Magari chiedo se posso avere quello strumento per mandare avanti le... Grazie infinite. Signor Presidente, gentili autorità, signore e signori, ringrazio molto il Club Propeller per questo invito a parlare di un argomento che riguarda da vicino la nostra città. Tutti quanti facciamo il tifo per Trieste e tutti quanti quando passiamo in Piazza Unità vediamo la statua dell'ex imperatore Carlo VI che guarda il municipio di Trieste e con il braccio sinistro indica il mare e ricorda che Trieste non può avere fortuna, crescita, prosperità senza un investimento forte sul mare e quindi senza l'impiego totale del porto di Trieste. Sono stati fatti degli investimenti, sono stati aumentati gli spazi e le strutture per far lavorare il porto di Trieste, però devono arrivare le navi a Trieste e quindi anche quando noi andiamo a vedere il meraviglioso Museo Revoltella ricordiamo la bellissima scultura di Pietro Magni che ricorda il taglio dell'Istmo di Suez che rappresentò per Trieste una panacea nel XIX secolo poiché moltiplicò l'apertura del canale di Suez e gli spazi e gli scambi con soprattutto l'Oriente. Allora, in questi, se non sbaglio, 15 minuti più o meno che il coordinatore di questo incontro mi ha dato, vorrei molto rapidamente andare a gettare un po' l'occhio sul mondo che abbiamo oggi di fronte. Abbiamo circa 200 paesi che interagiscono. Normalmente vorremmo andare verso una cooperazione fra i paesi, ma molto spesso ci troviamo di fronte ad una competizione fra i paesi e in questi ultimi anni le competizioni di natura geopolitica sono aumentate a dismisura, aumentando quindi il pericolo. E allora il pericolo che noi vediamo è un pericolo che riguarda anche l'Europa. Nel momento in cui stiamo parlando sappiamo che uno dei paesi più importanti dell'Europa, faccio riferimento alla Francia, verosimilmente si troverà di fronte ad una nuova crisi, soprattutto di natura sociale e politica, dopo la sentenza che ieri ha colpito uno dei personaggi che inequivocabilmente gioca un ruolo importante nella architettura politica di quel paese e quello è il paese che ha lanciato il processo di integrazione europeo, è il paese che insieme alla Germania ha trascinato l'Europa. Senza la locomotiva franco-tedesca non ci sarebbe mai stato uno sviluppo dell'integrazione europea del quale ha beneficiato anche l'Italia che fin dall'inizio, grazie alla genialità di Alcide De Gasperi, sostenne questo grande progetto che sta di fronte a noi. Quindi abbiamo di fronte dei blocchi che in questo momento si contendono in qualche modo la supremazia del mondo. Se noi diamo un'occhiata alle grandi tendenze di natura economica, però vediamo che c'è una grande discrepanza. Il mondo cresce più o meno sull'ordine del 3% anno, poco più del 3%, ma c'è una grande differenza tra i paesi, le economie avanzate e i paesi in via di sviluppo. I paesi in via di sviluppo crescono a più del doppio delle economie avanzate. Quindi le economie avanzate in questo momento si trovano anche in una difficoltà per quanto riguarda la crescita. L'assessore Roberti ha ricordato che la pandemia di Covid ovviamente ha colpito duramente il mondo e anche in particolare le economie avanzate. Abbiamo avuto nel 2020 una crescita negativa, forte, una riduzione degli scambi e del commercio internazionale che appunto ha rappresentato un elemento di grandissimo pericolo poi per lo sviluppo successivo. E abbiamo sentito parlare l'autorità diplomatica dell'India poco fa. E l'India, che si trova nel gruppo dei paesi emergenti, è il paese che in questo momento cresce più di tutti, cresce più della Cina.
Cina. L'India cresce nell'ordine del 7% anno, la Cina grosso modo si trova a oltre il 4,8%, quasi il 5%. Certo, sono tassi di crescita straordinari rispetto a quelli che abbiamo in Europa. In Europa l'Italia cresce a meno dell'1%, la Germania l'anno scorso era allo 0%, la prima economia europea non cresce. Adesso vedremo se con la nuova amministrazione di Merz la Germania si riprende in qualche modo e rilancia la propria economia. È chiaro che sono dati allarmanti per quanto riguarda ovviamente il futuro dell'Europa. L'Italia, ripeto, quindi si trova anch'essa in una situazione di grande difficoltà. Oggi ho preso in prestito questa importante immagine che il Presidente Parisi aveva qualche settimana fa mostrato in un incontro che ha avuto luogo fuori a Trieste. Oggi noi stiamo riflettendo su questo nuovo importante corridoio che è stato lanciato circa 2 anni fa e che lega l'India all'Europa attraverso il Medio Oriente. Bellissimo, quella che si chiama la Via del Cotone. Ovviamente la Via del Cotone si sovrappone o si aggiunge, si affianca a quella che anche i cinesi avevano lanciato qualche anno prima, dal 2013, la nuova Via della Seta. L'assessore Roberti ha ricordato molto bene come anche quando è arrivata la Via della Seta l'Italia in un certo momento aveva aderito, poi abbiamo fatto un passo indietro con il nuovo governo che non ha rinnovato quel famoso memorandum di cooperazione con la Cina del 2019 e in questo momento quindi il porto di Trieste è un po' più spiazzato. Chissà come si riprenderà la nuova Via della Seta. Se noi guardiamo, questo era il corridoio che in un primo momento l'IMEC era stato tracciato e che prevedeva un passaggio attraverso l'Arabia Saudita e poi il Medio Oriente per arrivare in Europa. Il Presidente ha ricordato come la Grecia e la Francia abbiano già candidato 2 porti per essere i terminal. È molto importante identificare qual è il terminal marittimo. Allora sarà il porto del Pireo, ma il porto del Pireo è stato acquistato dai cinesi, quindi ragionare sul porto del Pireo ovviamente significa ragionare in termini filocinesi. Marsiglia, un grande porto del Mediterraneo, ma che si trova dall'altra parte della penisola italiana. Noi candidiamo i porti dell'Adriatico. Qual è il porto più a nord dell'Adriatico? Il grande porto che collega il sud dell'Europa con la Mitteleuropa, con l'Europa del centro, con l'Europa che è industrialmente avanzata e che ha bisogno di sfruttare questi scambi, è il porto di Trieste. Trieste che deve giocare il suo ruolo di natura geopolitica nel quadro dello sviluppo europeo. E l'antica Via della Seta, che poi è stata ripresa dai cinesi nella nuova Via della Seta, vedete che aveva anch'esso un corridoio marittimo che doveva appunto arrivare a Trieste. Alcuni anni fa venne l'ambasciatore cinese a Trieste a visitare il punto Franco Vecchio. Perché lo venne a visitare? Perché voleva appunto capire se era il caso di sostituire, guarda caso, Venezia con Trieste. In un primo tempo era stata Venezia a essere indicata come il terminal di questa nuova Via della Seta, ma adesso Trieste invece ha dei numeri migliori che può giocare rispetto alla città di Venezia per garantire il terminal di questo corridoio, di questo passaggio. Ma nell'era in cui viviamo, quando parliamo di geopolitica, parliamo anche dei grandi cambiamenti e fra questi c'è il grande cambiamento climatico. E il cambiamento climatico che cosa comporta? Comporta inequivocabilmente anche delle modifiche nella configurazione orografica del mondo. Se c'è un riscaldamento progressivo della temperatura, c'è anche la riduzione della superficie occupata dai ghiacci, si aprono nuove prospettive, i passaggi che possono permettere anche, e lo vediamo meglio in questa cartina, una riduzione importante delle miglia marina da percorrere per unire l'est dell'Asia, quindi la Cina, all'Europa. Invece di passare a sud c'è il passaggio a nord attraverso i ghiacci e questo ovviamente sarebbe una opportunità, un corridoio che avvantaggerebbe non solo la Cina ma anche e soprattutto la Russia, visto che la Russia occupa gran parte e insomma si trova geograficamente
ad accompagnare gran parte del passaggio a nord, del passaggio fra i ghiacci che poi arriverebbe nel porto olandese di Rotterdam. Queste sono considerazioni che dobbiamo fare, anche perché se la tendenza continua e quindi se continuerà ad aumentare la temperatura media del pianeta, se i ghiacci si ritireranno, se si apriranno nuovi spazi a nord, tutte le ipotesi che vengono fatte a sud saranno frustrate dalla convenienza di utilizzare i passaggi a nord. È ovviamente una considerazione che dobbiamo fare, ma quando poi parliamo, avevo fatto due cerchi intorno a quelli che considero essere due passaggi critici in questo senso. Il corridoio che dall'India porta all'Europa, se non passa attraverso l'Arabia Saudita, attenzione, l'Arabia Saudita che tipo di paese è? È un paese certamente che negli ultimi decenni ha intrattenuto un rapporto, direi, non dico tanto di amicizia, ma di cooperazione con gli Stati Uniti d'America, ma è un paese che si è avvicinato al blocco dei BRICS, è un paese che fa parte dei BRICS ed è un paese, guarda caso, che in queste ultime settimane sta giocando un ruolo diplomatico fondamentale. Dov'è che si stanno incontrando le delegazioni ucraine e russe insieme agli Stati Uniti? Si stanno trovando in Arabia Saudita, vuol dire che è un paese che non è rifiutato né dagli uni né dagli altri. Gli Stati Uniti lo considerano come un paese con il quale hanno collaborato negli ultimi decenni. Non dimenticate gli accordi di Abramo che lo stesso Trump aveva favorito fra Israele e alcuni paesi arabi durante la prima amministrazione Trump, dopo il 2000, tra il 2017 e il 2020. E poi l'Arabia Saudita, essendo un paese del blocco dei BRICS, non è invisa alla Russia e quindi si ritiene che sia quello il paese, tra virgolette, neutrale che possa ospitare le delegazioni. Qualcuno mi ha chiesto: ma perché non hanno scelto la Svizzera o l'Austria, altri paesi neutrali? Perché evidentemente la Russia non ha fiducia in questi paesi neutrali, che però sono inclusi nel contesto occidentale e sono altamente influenzati dalla cultura occidentale, dalla comunicazione, non uso la parola propaganda ma la dovrei utilizzare, occidentale, e che quindi sono meno influenzati dalla posizione appunto occidentale in questi contesti. E lì ci sono diverse crisi, perché oltre alla crisi e al punto estremamente critico legato allo stretto di Aden, quindi all'entrata nel Mar Rosso, parleremo degli Houthi e delle reazioni che i paesi occidentali, specialmente gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, hanno avuto nei confronti degli Houthi. Ma anche qui, se volessimo entrare nel merito del diritto internazionale, dovremmo pensare: c'è una libertà di reagire laddove invece le azioni non sono coordinate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite? Certo c'è la libertà di difesa, certo c'è la necessità di proteggere le navi, anche l'Unione Europea ha mandato una missione per proteggere le navi che passano attraverso il Mar Rosso, ma è tutto molto confuso. Se qualcuno si dovesse chiedere: ma è stato tutto pensato, legittimato, deciso, votato? No, sono state delle iniziative di natura unilaterale che hanno portato alla protezione degli interessi economico-commerciali. E poi si aggiunge ovviamente il canale di Suez, la regione del Medio Oriente. Siamo lungi ancora dall'aver trovato una soluzione alla crisi medio orientale. Abbiamo assistito ad una tregua che è stata violata, una tregua che non è per niente fonte di sicurezza. E quale sarà poi il ruolo dell'Egitto in tutto questo? È chiaro che l'Egitto è direttamente coinvolto, direttamente o indirettamente coinvolto nella crisi medio orientale. Come facciamo a dimenticare tutto questo? Aggiungo un cerchio intorno a Cipro, alla questione energetica che collega le acque di Cipro e che ha coinvolto anche in passato alcune aziende come l'Eni, ve lo ricordate, in alcuni aspetti legati alla ricerca di materie prime, di materie energetiche, e che ha portato allo scontro ad esempio con la Repubblica turca, con la Turchia in quel paese. Poi dobbiamo ricordare tutto quello che è successo in Siria. La Siria in pochi giorni ha cambiato regime, all'inizio tutti hanno applaudito alla conquista del potere del nuovo movimento che
aveva spodestato Bashar Assad, ma adesso abbiamo letto sui giornali delle riserve, che tipo di governo avrà la Siria, come si orienterà, come si inquadrerà nello scacchiere del Medio Oriente di fronte alle varie fazioni. E abbiamo anche nell'ambito del movimento islamico, come sapete, diverse correnti, la corrente sciita, quella sunnita, e tutto questo pone tutta una serie di punti interrogativi ai quali si dovrà dare risposta. Ma non nascondo ancora il problema del Nagorno-Karabakh o Artsakh, perché nel 2023 si è ben conclusa quella crisi con la vittoria dell'Azerbaigian. Ci sono state decine di migliaia di profughi armeni dall'Artsakh al Nagorno-Karabakh, ma tutto questo ancora non è stato completamente risolto. Perché l'Azerbaigian è riuscita a controllare in pochi giorni un territorio che non riusciva a controllare da decenni? Perché la Russia si è ritirata. E perché la Russia si è ritirata? Certamente perché era coinvolta nella crisi ucraina, ma anche perché si sentiva in qualche modo tradita o abbandonata dall'Armenia, che aveva deciso di partecipare a delle esercitazioni militari con gli Stati Uniti d'America. Quindi tutto è collegato da questo punto di vista nella logica dei rapporti fra questi paesi. Oggi abbiamo di fronte a noi un nuovo bipolarismo. Da una parte c'è l'Occidente. Cosa vuol dire l'Occidente? Normalmente l'Occidente è la NATO. L'Occidente sono i paesi avanzati, industrializzati occidentali che dal 4 aprile del 1949 si sono legati nell'Alleanza Atlantica, in questo sistema di difesa collettiva che prevede che l'attacco contro uno solo dei Paesi membri sia considerato come un attacco condotto contro l'insieme dei Paesi membri. E la NATO si è poi andata lentamente allargando. Vedremo anche se oggi la NATO è considerato sempre un grande sistema di sicurezza o da alcuni paesi è considerato come un elemento destabilizzante, perché se noi le andiamo a vedere dal punto di vista della Russia, è la NATO che ha rappresentato una minaccia per la sicurezza della Russia. Noi lo vediamo da questa parte e consideriamo la NATO come una polizza di sicurezza che è uno strumento necessario per garantire appunto la sicurezza dei paesi liberal-democratici e capitalisti occidentali di fronte ai paesi autoritari, non democratici e altamente militarizzati, come ad esempio la Federazione Russa. Oltre all'Occidente abbiamo altri paesi non membri della NATO, ma che sono più o meno vicini all'Occidente. Uniamo il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, paesi che sono certamente vicini all'Occidente, ma grosso modo stiamo parlando di una quarantina di paesi. Dall'altra parte abbiamo un gruppo dei BRICS che non definirò mai, come qualcuno dice, il Sud globale. Perché? Perché ritengo questa espressione francamente denigrante nei confronti di quei paesi. Quando si parla del Sud globale ci ricordiamo di quando si parlava del Nord e del Sud. Cos'era il Nord? Il Nord era la parte avanzata del mondo, il Sud era la parte arretrata del mondo. È chiaro che chiamarlo il Sud globale significa, dal punto di vista nostro, guardarli dall'alto verso il basso, continuare a non rispettare in realtà invece i traguardi che questi paesi hanno raggiunto. Non dimentichiamo che tra i BRICS ci sono le grandi economie emergenti, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, ai quali si sono poi aggiunti diversi paesi africani come l'Etiopia, l'Egitto, è entrato l'Iran, l'Arabia Saudita e recentemente l'Indonesia. Quindi è un gruppo di paesi che si sta lentamente ingrandendo e io considero che potenzialmente potrebbero essere anche più di 100. Quindi l'Africa, l'Asia, forse anche l'America Latina, c'è dentro il Brasile, l'Argentina aveva deciso di entrarvi e poi all'ultimo momento Milei ha deciso di fare un passo indietro. Signore e signori, ci troviamo di fronte a questa fotografia del mondo. Quindi, quando oggi guardiamo il gruppo dei BRICS emergente, che in questo momento sta giocando una partita forte nei confronti dell'Occidente, ci ritroviamo di fronte ad una grande contrapposizione che poi si gioca nei territori circoscritti. La crisi in Ucraina è una partita fortissima tra la Russia e l'Occidente, non è solo una partita fra la Russia e l'Ucraina. E adesso vediamo come la nuova politica estera degli Stati Uniti d'America abbia spiazzato l'Europa che è alla ricerca di una risposta. Qual è stata la risposta? Mettiamo sul tavolo 800 miliardi di euro in 4 anni per riarmarci, per cercare di garantire una struttura di difesa per l'Europa nel caso in cui ci fosse una crisi, soprattutto nei confronti della Federazione Russa. Quindi l'Europa è anch'essa alla ricerca di un ruolo in questo momento e l'indebolimento
della Germania dal punto di vista economico e politico e della Francia, anch'essa che non si trova certo in una situazione di stabilità e di serenità politica, porta l'Europa ad essere certamente spiazzata. Come dicevo, c'è la questione della NATO che lentamente è avanzata verso est nel corso degli ultimi decenni, e questo è stato percepito dalle repubbliche ex sovietiche, in particolare dalla Russia e dalla Bielorussia, come un elemento di destabilizzazione per quanto riguarda la sicurezza di quei paesi. Quindi oggi noi ci troviamo di fronte ad un mondo estremamente inquieto, estremamente turbato, e quindi ragionare sul corridoio Indo-Medio Oriente europeo, che è una straordinaria opportunità che si aggiunge a quelle che già esistono e che dovrebbe essere salutata non solo dalla città di Trieste, che è qui presente attraverso voi, ma anche salutata dalle autorità politiche del nostro Paese come un'opportunità che deve essere certamente consolidata, sostenuta ed incoraggiata. Tutto questo lo abbiamo in questo momento, all'inizio del mese di aprile del 2025, ma è chiaro che il governo italiano deve pensare a queste opportunità, ma deve pensare anche a un proprio ruolo nel contesto europeo, perché è difficile oggi pensare al futuro dell'Italia senza pensare ovviamente al futuro dell'Europa. E quindi nel 2025 abbiamo ancora queste grandi crisi aperte davanti ai nostri occhi, dobbiamo seriamente riflettere, e credo che una riunione del Club Propeller come quella di oggi sia una sede preziosa e privilegiata per appunto riflettere su questi argomenti. Grazie. Grazie professor Pilotto per la panoramica che sempre sa offrirci in occasione di questi appuntamenti. Il secondo relatore, Alessandro Panaro, capo servizio del Centro Studi di SRM Intesa San Paolo, scenderà un po' più nel particolare, quindi ci illustrerà un po' il traffico marittimo lungo le rotte del corridoio, che formalmente ancora non esiste, diciamo, quindi nel senso ci sono i traffici ma non c'è un corridoio vero e proprio ufficiale, chiamiamolo così, quindi si tratta sostanzialmente di stime. Prego. Grazie. Allora, così vi illustro meglio i dati. Allora, grazie innanzitutto a Fabrizio per l'invito, mi fa piacere parlare di questo tema, mi fa piacere soprattutto iniziare le mie slide con una nave, perché bisogna sempre avere presente che sono loro, e questi corridoi hanno sempre senso se ci passano navi, è da loro che cammina lo sviluppo, è grazie a loro che le imprese possono portare le loro merci in tutto il mondo, per cui le mie presentazioni inizieranno sempre mostrando una nave. Si parla sempre in questo periodo di rotte alternative, Buona Speranza, la Belt and Road, ora l'IMEC. Le rotte non sono più alternative, ora queste rotte stanno diventando strutturali. A febbraio 2025 sono nate le nuove alleanze dei contenitori, le nuove alleanze tra MSC, Maersk, queste grandi compagnie. E Buona Speranza c'è come rotta strutturale, quindi noi non dobbiamo, secondo me, utilizzare più questo termine, perché queste rotte ormai sono entrate a pieno titolo nella percorrenza marittima, anche adesso che gli Houthi hanno annunciato nuovi attacchi. Come ho strutturato questa presentazione? Qualche mappa, non do per scontato che tutti quanti in platea sappiano come è ben strutturato il corridoio IMEC, o la via del cotone o la via dell'oro, lo troviamo sotto tutte le forme. Andiamo a vederci un po' i dati di traffico, perché rispondiamo a quella domanda, ma ci passa traffico marittimo in quelle zone? Quanto ce ne passa? Stime, abbiamo provato anche a fare una stima di quello che può essere potenzialmente intercettato anche dai porti italiani, dall'Italia, perché noi possiamo sì dire che questo corridoio genererà business per l'Italia, però cerchiamo di dare una dimensione a questo business e dire Trieste o la portualità italiana quanto può prendere da questo corridoio. Può prendere, d'accordo, siamo d'accordo, ma cerchiamo un attimo di dare un numero, qualche stima. E poi alla fine cerchiamo un attimo di conoscere brevemente i porti indiani.
perché l'India è un paese che ha investito moltissimo nella sua portualità negli ultimi anni, però solo alcuni di questi porti sono forti nel settore, ad esempio, dei container che è stato citato, e da lì che parte il nucleo, lo zoccolo duro del traffico che coinvolgerà l'IMEC. Mi diverto sempre, quando prendo le mappe da internet, a prendere quelle più vecchie e ad arrivare a quelle più nuove. Vi ricordate la Belt and Road? Si partiva da, mi è stato detto, Venezia, che doveva essere il porto della Via della Seta, poi a Venezia sostanzialmente, parliamoci chiaro, non c'è stato niente. La Via della Seta, diciamo così, ha rimasto un po' inalterati quello che erano i rapporti di import-export che sono verso la Cina dell'Italia, che hanno continuato a marciare per la loro strada. Questa è una mappa vecchia che mostra il corridoio IMEC, che era nato per facilitare il transito di beni e servizi da questa grande area. Allora, innanzitutto una differenza. Non la paragoniamo mai a Belt and Road. Belt and Road ha una sostanziale differenza con quest'area, al di là dei paesi coinvolti. Ha una rotta marittima e una rotta ferroviaria. Stop. Questa è una rotta mista. Mista perché? Perché si parte via mare, si arriva ad un grande porto degli Emirati, Jebel Ali, uno dei due porti principali, dotato di free zone, non vi sfugga, e si parte via ferroviaria. Dopodiché si ricomincia via mare. Mappa vecchia, un mio commento è che ha senso avere una via che poi finisce per portare tutto a un porto che è dominato dalla Cina. Il Pireo, sapete benissimo, è un porto cinese, è un porto che oramai è stato il 67% dell'autorità portuale è cinese. Se voi leggete su internet chi è il consiglio di amministrazione di quel porto, leggete tutti nomi e cognomi cinesi. Ha poco senso. Andando un po' più avanti a scavare di nuovo mappe, iniziamo a trovare Trieste, iniziamo a trovare anche Marsiglia, perché sono tutti porti che si stanno portando avanti, si stanno candidando a essere il porto potenziale. E c'è anche il Pireo, perché è stato anche menzionato tra l'altro il Pireo. E questa rimane ancora più inalterato il corridoio orientale, vedete che io l'ho scisso in due, corridoio orientale che collega l'India al Golfo Arabo, grazie a Jebel Ali, dopodiché il corridoio settentrionale, si parte via treno e si va verso l'Europa, perché in realtà è l'Europa che poi deve intrattenere i commerci con queste aree, è l'Europa che deve consolidare e ancora di più rafforzare i commerci con i paesi arabi e con l'India, che è un altro paese, un altro grande paese con cui dobbiamo migliorare i nostri rapporti commerciali. Cosa passa? Allora, guardando questa mappa, non abbiamo fatto altro che fare il mondo a fette per cercare di capire cosa viaggia in termini di TEU. TEU è l'unità di misura dei container. Cosa ci viaggia? L'Europa col Middle East, vedete, ci scambia. Noi buttiamo verso il Middle East 4 milioni di TEU, buttiamo in termine, ma inviamo, ecco. Mentre il Middle East invia a noi 3,1 milioni di TEU. Così guardate anche i rapporti di forza, noi cosa portiamo lì e loro cosa portano da questa parte. Vedete? Il Far East mette in Europa 15 milioni di TEU e noi gliene mandiamo 5. 15, 5. Ce ne mandano 3 volte di più qua da noi. Quindi l'equilibrio mondiale dei container è questo e c'è poco da fare. Questa è la quantità di container che viaggia nel mondo e questa è la quantità di container che viene movimentata nel mondo, perché i container che viaggiano nel mondo sono 150 milioni di TEU, ma i movimenti sono 1 miliardo di TEU perché il container viene contato più volte. E di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di 2 aree che insieme movimentano 92 milioni di TEU. La dimensione del business in termini di container è questa, non sappiamo in quei TEU cosa c'è, però lo capiamo dall'import-export. Macchinari, apparecchi, attrezzature, agroalimentare, di tutto ne scambiamo con questi paesi. Però lasciamo stare questa palla qui, non la guardate proprio che questa è la Cina, cosa è generato dalla Cina il 56% del traffico mondiale, ma soffermiamoci sulla dimensione del business odierna. Quindi noi abbiamo questa grande area che ci genera questa dimensione del business. Ma non dobbiamo soltanto capire i volumi, noi dobbiamo anche capire le navi. C'è una flotta su questa direttrice Middle East Indian Subcontinent, tecnicamente è chiamata così questa rotta.
Bene, ce l'analizziamo, vediamo un po' con la flotta container. Innanzitutto guardiamoci la flotta spiegata su questa rotta, flotta spiegata tecnicamente e il numero di navi, la quota di mercato che questa rotta ha sul totale mondiale, 13%. Vedete, ovviamente ci sono altre rotte che sono la rotta transpacifica, la transatlantica, questa ha il 13%. Ma soprattutto evidenzierei che questa è una rotta, eccola qui, Middle East, Indian Subcontinent, che è cresciuta di più rispetto ad altre. Questo è il 31% con la guardate dove Europa, Asia, ma è cresciuta di più nell'ultimo anno. Quindi è una rotta su cui si viaggia, si cammina. Questo dobbiamo capire, questo dobbiamo ben avere come concezione. La rotta è dinamica, non è una rotta statica. Nomi, quando si viaggia su una rotta, nomi e cognomi, e sono questi, quelli che hanno sull'Europa-India più traffico, quota di mercato, CMA CGM 15%, Maersk 19%, APAG 20%, MSC 29% della quota di mercato. E vediamo anche che tipologia di nave mettono su quella rotta, così capiamo anche la dimensione, no? Si parla del gigantismo navale, capiamo se ci vanno navi giganti o ci vanno anche navi di media dimensione, anche se questo concetto di gigante e media dimensione poi nel tempo ha subito un'evoluzione, no? Le navi giganti di una volta ora sono dei feeder, e vedete che qui vi ho messo ogni grande carrier che dimensione media della nave mette sulla rotta verso l'India. Questo dato è molto interessante, vi fa capire che di fatto solo APAG utilizza le 15.000 TEU che tecnicamente, almeno per quanto riguarda quello che facciamo noi studiosi, sono le navi di grande dimensione, le famose megaship, ma per esempio ci sono anche dei carrier che utilizzano le 10.000, le 11.000, le 12.000. Credo che qui a Trieste non abbiate tanti problemi con la dimensione delle navi, perché ho visto che l'anno scorso è arrivata anche una nave da 18.000 o da 20.000 TEU, aiutatemi a ricordare, quindi non so se è a pieno carico o no, però insomma è importante capire cosa viaggia in termini di naviglio, in termini di stazza. E questa qua invece è la media delle navi che viaggiano su tutte le rotte, per offrirvi un attimo il senso della dimensione. Ecco qua, dove viaggiano le meganavi? Viaggiano sulla Far East Nord Europa. Cosa viaggia sull'Europa, Middle East e Indian Subcontinent? Abbiamo una dimensione media di 7.000 TEU. Così avete anche il senso della dimensione, della tipologia di nave che può affrontare quella rotta di cui stiamo parlando. Almeno gli operatori, diciamo così, che hanno più a che fare con la misura delle navi. Abbiamo provato a fare una stima, questo dato già l'ha detto il professore e sono perfettamente d'accordo, tra l'altro dimostra graficamente quanto sta crescendo la Cina, il PIL della Cina e quanto sta crescendo il PIL dell'India, l'ha detto già il professore, ma il grafico vi dà anche un attimo il gap di crescita, la velocità con cui sta crescendo l'India, che è l'arancione, e la Cina è il blu. Il ragionamento che abbiamo fatto è, naturalmente, io vi metto sempre il dato di Suez perché ci passa dal 9 al 12% del commercio mondiale, ora si è creata questa forchetta perché c'è questo problema degli utili, prima è sempre stato il 12, adesso ci siamo presi una forchetta 9-12, l'ultimo dato del 2024 ci ha indicato un meno 65% del traffico. Quindi la ricerca di rotte alternative diventa un argomento sempre più interessante, ma il ragionamento che noi abbiamo fatto ci ha portato a questo numero, 172 miliardi di euro, è il potenziale di business che l'Europa può avere a che fare utilizzando questo corridoio, perché il ragionamento che abbiamo fatto è stato molto semplice, è stato: quanto facciamo con i paesi che vanno oltre al canale di Suez, di importazione e di esportazione? La Cina ce la togliamo tutta, quindi meno la Cina, perché la Cina usa Belt and Road, certamente non va lì. Però cosa ci va lì? Ci va l'India, ci va una quota degli Emirati Arabi, ci va l'Arabia Saudita, ci vanno altri paesi del sud-est asiatico. Questa è la catchment traffic di quell'area. Gli abbiamo anche
tolto tutta la parte in questi importi, io le slide ve le lascio, da questi importi abbiamo depurato il petrolio, perché naturalmente è molto difficile far viaggiare il petrolio via treno. Quindi questo che vedete è tutto il business manifatturiero e l'abbiamo ridotto del 50%, perché una parte continuerà a viaggiare via mare, per la rotta ordinaria, buona speranza o non buona speranza. Siamo arrivati a questa dimensione del business, 172 miliardi di euro. Per l'Italia, stesso ragionamento ci ha portato a dire che, già vi ho spiegato la metodologia, il business è quantificabile in 25 miliardi di euro. Per la buona pace di Riccardo, il 10% di tutto il totale nostro import-export via mare. Quindi il numero è 10, un numero a cui noi napoletani siamo vicinissimi, perdonerà Fabrizio. Il numero è 10, il 10% può incrementare il nostro import-export. Attenzione però, perché io ho detto import-export. Questo non vuol dire che la dimensione del business sia limitata all'import-export, perché poi ci possono essere altre stime da fare sul quanti posti di lavoro si può generare, su quanto traffico portuale si può generare, su quanta logistica si può generare, sugli investimenti infrastrutturali che creano altro valore aggiunto. Quindi non restringiamo mai a queste iniziative solo un valore dell'import-export, però abbiamo provato a giocare un po' con i numeri ed è uscito questo, che è un numero di tutto rispetto secondo me per l'Italia e per il suo sistema portuale. Ma siamo connessi con l'India? Qualcuno di voi si chiederà. Riccardo, tu fermami quando vado troppo, avvisami 2 minuti prima che... Siamo connessi con l'India in questo momento? Allora, qui vi ho messo un dato oggettivo e incontestabile, un indicatore dell'UNCTAD. Lo calcola l'UNCTAD ogni anno ed è misurato misura le connessioni via mare che ci sono tra i vari paesi. Okay? Io con il paese A ho 10 linee container, col paese B ne ho 28, va a influenzare questo indicatore, si calcola questo indicatore ed emerge che l'Italia, qui a sinistra, ha come 10 paesi più connessi via mare, non che ha più import-export, più connessa da linee marittime, ci sono Spagna, Cina, Germania, Belgio, Cina, Hong Kong, Olanda, Egitto, Singapore, Malesia, Arabia Saudita. Vedete India? Per il momento no. Questo ci dà un motivo in più. L'India è connessa con l'Italia? No, a me non è termini 10, sarà 11°, 12°, 13°. L'India, vedete? Andiamo a cercare l'Europa in queste mappe? Germania, Belgio, Spagna. Noi non ci siamo ancora in queste classifiche, io qua voglio stare, qui dentro, quando si parla di instillare nuovi corridoi e nuove strade. Chiudo velocemente l'intervento per farvi capire un attimo la struttura dei porti indiani. Vedete, questi qua sono i principali porti indiani ed sono questi due che sono interessati dal corridoio, Mumbai e Jawaharlal, credo si pronunci, non so se è la dizione corretta, però diamo anche la dimensione del traffico di questi porti. Eccoli qua, vedete, questi due qua sono i due veri grandi container port dell'India, Jawaharlal, Nehru e Mundra, vedete che generano il primo sui 5 milioni e l'altro sui 4,5 milioni di TEU, quindi diciamo siamo su una dimensione, diciamo stiamo andando verso la nostra Gioia Tauro, ma sono più grandi di Genova sicuramente, 5 milioni di TEU. Siamo sul Pireo, grosso modo come generazione di traffico. Ce ne sono poi tanti altri, è molto ramificato, come vedete, un paese immenso e ci sono anche tanti altri porti che sono immessi diciamo, nel business dei container, che non è il solo, naturalmente l'India genera anche altra tipologia di navi. Qui ci sono vantaggi e svantaggi del corridoio IMEC. Naturalmente io non ve li commento ad uno, dico soltanto che è un corridoio naturalmente che molto interessante e che
vi sono alcune criticità. Naturalmente la prima criticità è la connessione nave-ferrovia, che non è facile da innestare. Una volta innestata, secondo me è letale. Vedete, Trieste è il re dell'intermodalità. E una volta che è stato innestato questo meccanismo, il porto diventa uno dei principali porti europei. Quindi innestare un processo del genere non è semplice, costi dell'infrastruttura, però i paesi che sono coinvolti, India, Emirati Arabi, Arabia Saudita, mi lasciano pensare che il costo in questo caso non è rappresentato un problema. Barriere commerciali e doganali ci sono? La Belt and Road ancora ha il problema delle dogane di vari paesi che deve attraversare, ognuno che fa problemi, ognuno che rallenta i treni o rallenta le rotte, eccetera, eccetera, eccetera. Però sicuramente i vantaggi sono grandi. Sono grandi perché avete visto, ve l'ho dimostrato con dati oggettivi, non sono stime, sicuramente è un potenziale grande generatore di traffico ed economia. Quindi io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto e ringrazio un'altra volta Fabrizio. Sì, solo per una breve introduzione del terzo relatore, che è Alessandro Gili, ricercatore dell'ISPI, l'Istituto Italiano per gli Studi di Politica Internazionale. E qui cambiamo un po', come dire, visuale, andiamo un po' a parlare del sentiment, come si dice in India, in relazione al corridoio, anche con un'analisi delle priorità rispetto alle relazioni con altri paesi dell'Unione Europea. Abbiamo visto adesso un po' di dati per quanto riguarda i collegamenti, eccetera. Quindi un punto della situazione anche alla luce dei recenti incontri ai quali ha partecipato anche il Presidente Parisi. Prego. Grazie molte, innanzitutto un piacere e un onore essere qui e anche in questa città Trieste, che è sicuramente molto importante per l'Adriatico ma anche per tutto il Paese. Mi ricollego appunto a quanto è stato detto sia dal professor Pilotto sia da Alessandro Panaro per discutere alcune questioni. In primo luogo è stata sollevata la questione della sostenibilità economica del progetto. La sostenibilità economica del progetto è sicuramente un elemento di forte incognita per quanto riguarda questo corridoio, in particolare essendo un corridoio misto che ha nella sua costruzione, nella sua progettazione sia una parte ferroviaria sia una parte marittima. Quale potrebbe essere un elemento che potrebbe favorire una maggiore fattibilità economica del progetto? Sicuramente un accordo di libero scambio tra Unione Europea ed India. Un accordo di libero scambio tra Unione Europea ed India che è in fase di negoziazione da molti anni e potrebbe essere concluso o quest'anno o negli anni a venire. Se non fosse possibile concludere un accordo di libero scambio, sarebbe sicuramente necessario procedere a degli accordi di armonizzazione degli standard tecnici e regolamentari doganali che possano favorire appunto un maggiore flusso di beni, soprattutto lungo questa rotta. Ora io mi concentrerei su alcuni delle macro regioni geografiche per capire perché queste regioni hanno un interesse ad avere un ruolo in IMEC e hanno un interesse per investire in IMEC. Partiamo dai paesi del Golfo. I paesi del Golfo sarebbero l'anello di congiunzione. Sarebbero l'anello di congiunzione tra il corridoio orientale marittimo e il corridoio occidentale che arriverebbe verso l'Europa. Perché sono interessati i paesi del Golfo? Sono interessati innanzitutto perché stanno adottando una strategia di diversificazione della propria economia, di riduzione della componente petrolifera e fossile nella loro economia e vedono nel corridoio un'occasione di diventare alcuni dei principali hub logistici e tecnologici manifatturieri del globo, possiamo dire. Seconda cosa, e questo è inserito appunto in diversi progetti come le Vision 2030 di Arabia Saudita, ma anche che è connotato con progetti simili anche gli Emirati Arabi Uniti. Seconda cosa, dobbiamo ricordare che questi paesi sono anche membri della Belt and Road Initiative.
Quindi possiamo dire che i progetti di IMEC non sarebbero visti come un'alternativa di connettività per questi paesi, ma con un ruolo di complementarietà. Quindi un'occasione per avere nuove strutture di collegamento con il resto del mondo e avere nuove partnership strategiche. Seconda cosa, e potrebbe essere un'occasione per rafforzare la rete ferroviaria. Sappiamo che c'era un progetto a partire dal 2009 del Gulf Cooperation Council per creare una rete diciamo ferroviaria di tutta l'area. È stata bloccata per questioni di natura geopolitica interna, è stata riavviata diciamo, alla fine dello scorso anno e questo e IMEC potrebbe rappresentare appunto un plus, un acceleratore in questo senso. Ultima cosa, abbiamo visto Jebel Ali come porto. Non è escluso che possano esserci altri porti, come Fujairah. Fujairah è un porto che potrebbe essere nell'estremo orientale, diciamo, degli Emirati Arabi Uniti. Che vantaggio avrebbe? Avrebbe il vantaggio di, diciamo, essere più fuori dallo stretto di Hormuz e questo potrebbe garantire anche un minor rischio di tensioni geopolitiche anche con l'Iran. Quindi anche questa è una prospettiva che i paesi del Golfo stanno considerando. Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono interessati? Ovviamente è stato detto per portare avanti gli accordi di Abramo. Sappiamo che sono membri degli accordi di Abramo del 2020 gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita non è ancora in una fase di normalizzazione completa dei rapporti con Israele. Questo è quindi anche utile per gli Stati Uniti, il corridoio IMEC, anche come prospettiva di contenimento della Cina e anche per la diversificazione delle catene del valore. Ricordiamo che anche gli Stati Uniti hanno un interesse a considerare e includere l'Arabia Saudita dentro diciamo, il quadro dei propri alleati strategici, in un quadro in cui l'Arabia Saudita stava tendendo anche a chiudere degli accordi di natura diciamo, economica e sul nucleare civile con la Cina. Ecco, gli Stati Uniti vogliono anche evitare questo. Arriviamo infine a quello che a noi interessa sempre di più, quindi l'Unione Europea. Perché è importante IMEC per l'Unione Europea? Lo sappiamo, è inserito in tutti i programmi strategici dell'Unione Europea il de-risking. Il de-risking è uno degli obiettivi strategici dell'Unione Europea, cioè quello di ridurre dipendenze strategiche che si sono accumulate nel corso degli ultimi decenni, in particolare nei confronti della Repubblica Popolare Cinese. In questo quadro di maggiori tensioni internazionali è anche una possibilità ulteriore di avere un rapporto privilegiato con uno dei player che stanno crescendo di più. Come è stato detto, l'India è il paese del G20 che cresce di più e che quindi sta accumulando sempre più investimenti diretti esteri per creare anche un'industria manifatturiera. Ovviamente l'obiettivo è quindi per l'Unione Europea quello di creare un approccio alla ridondanza che permetta di creare vari corridoi diciamo, che connettano l'Unione Europea con il resto del mondo e che è inserita ovviamente in due piani fondamentali. La Partnership for Global Infrastructure and Investment del G7, che è quindi correlata anche con l'alleanza con gli Stati Uniti, nell'ambito ovviamente del G7, e ovviamente il Global Gateway. Il Global Gateway dell'Unione Europea, in cui è inserito anche il piano Mattei dell'Italia, che prevede appunto quello di cercare di diversificare le proprie rotte per arrivare sempre di più a diventare resilienti e quindi in caso di shock esogeni esterni di natura geopolitica, ma non solo, di essere più pronti ad affrontare le situazioni. Arriviamo quindi all'India, poi magari l'Unione Europea riprenderemo un attimo successivamente. L'India come obiettivo fondamentale è quello di rompere l'accerchiamento cinese. Rompere l'accerchiamento cinese ovviamente dato dal peso economico della Cina che ha nel quadrante orientale e soprattutto anche nelle relazioni economiche con l'Unione Europea. Qui dobbiamo dire una cosa però, se da un lato l'India sta accumulando molti diciamo, investimenti diretti esteri in entrata e sta quindi anche col piano che era stato lanciato Make in India 2014 e vari altri piani successivi all'idea di creare un'industria soprattutto orientata alle sfide di domani, quindi anche sulle alte tecnologie, la quota dell'India sul totale della manufacturing, quindi dell'industria globale, è il 2,8%. La Cina siamo ancora al 30%. Quindi anche per noi la diversificazione con l'India è importante, ma dobbiamo ricordare una cosa. L'India ancora deve costruire ovviamente una sua manifattura che sia in grado di competere con il resto del mondo e questo può essere
e soprattutto anche un eventuale accordo di libero scambio con l'Unione Europea può essere anche uno strumento favorevole per favorire appunto un rafforzamento, un'accelerazione di una costruzione di un'industria manifatturiera indiana. L'India è forte su molti settori e sta accumulando anche nuova expertise su nuovi settori, pensiamo anche all'esempio dei chips, però serve soprattutto dal punto di vista esterno un rafforzamento dei capitali per poter garantire uno sviluppo sui settori high-tech dell'India nel futuro. Per l'India è fondamentale inoltre garantirsi un nuovo accordo anche con l'Unione Europea, soprattutto perché dobbiamo ricordare un altro elemento. L'India è uscita nel 2023 da uno dei più grandi accordi di libero scambio al mondo, la Regional Comprehensive Economic Partnership, che era stata siglata con molti paesi dell'Asia, tra cui anche la Cina. Ovviamente per dissidi di natura geopolitica, che ora sembrano anche rientrare, l'India aveva deciso nel corso del 2023 di uscire dal CEP. Ecco. Quindi questo è anche uno degli elementi fondamentali. Per quanto riguarda l'India, volevo ricordare appunto, come stava dicendo Alessandro, il piano di investimenti Sagarmala del governo indiano che sta spingendo molto sulla logistica del paese, non solo sui principali porti della costa occidentale del paese, ma anche sui collegamenti interni nelle infrastrutture che colleghino i maggiori centri industriali e diciamo urbani con diciamo i maggiori porti e hub portuali. In questo senso va appunto la costruzione e la prospettiva della costruzione del porto di Vadhavan. Il porto di Vadhavan, che è stato previsto dal Premier Modi l'anno scorso ed è in fase di costruzione, partirà quest'anno la costruzione anche con capitali emiratini soprattutto, e dovrà, secondo le prospettive del governo indiano, divenire uno dei porti di acque profonde con maggior diciamo, movimentazione merci, uno dei 10 maggiori porti con movimentazione merci entro il 2032. Anche qui quindi uno degli obiettivi strategici dell'India per presentarsi come una delle maggiori economie emergenti del futuro e che abbiano importanti strutture anche dal punto di vista infrastrutturale per connettersi con il resto del mondo. Ecco, qui se vogliamo tornare un attimo alla dimensione, possiamo dire, europea, quello che stiamo assistendo, che si è assistito anche e si respirava anche magari un po' in India, è quella di un derby italo-francese, anche qui in questo caso per quanto riguarda il landing point, cioè il punto di attracco che dovrà essere IMEC per l'Europa. Sappiamo che la Francia aveva già l'anno scorso nominato un inviato speciale per IMEC, aveva avuto molti incontri ovviamente in India, a partire dall'anno scorso la Francia è parte di un dialogo strategico con India e Emirati Arabi Uniti proprio per diciamo, coordinarsi su affari strategici ed economici fondamentali e ovviamente l'India anche nel recente, la Francia anche nel recente summit a Parigi in cui era presente il Premier Modi, sta spingendo ovviamente in questo senso per vedere in Marsiglia il punto fondamentale di attracco. Ecco, questo non deve essere per forza visto come un elemento di rischio per l'Italia, anche perché la prospettiva in cui dovrebbe essere designato il corridoio, in cui si sta andando sempre di più, è quello di un corridoio che non sia point to point, ma un corridoio che sia multi-point, cioè che abbia al suo interno la possibilità di avere diversi punti di attracco e diversi punti di, possiamo dire, di alimentazione del corridoio stesso. E questo andrebbe anche questo elemento andrebbe, diciamo, nella prospettiva di garantire maggiore sostenibilità economica al corridoio stesso. Ecco, in questo senso Trieste avrà sicuramente un ruolo fondamentale. È stato ricordato, ci sono 3 asset fondamentali: profondità dei porti, regime doganale e ovviamente anche connessioni con le reti TEN-T. Sappiamo che da qui passano 2 corridoi fondamentali delle reti transeuropee di trasporti e ovviamente collegata con il centro Europa e con l'est Europa. È stato ricordato prima il discorso del Pireo. Il Pireo ovviamente è un porto a maggioranza cinese come proprietà, il COSCO, e c'è un altro elemento di debolezza. L'altro elemento di debolezza che
è inserito nelle reti transeuropee di trasporto, ma non è collegato direttamente alle reti transeuropee di trasporto verso il cuore manifatturiero europeo, cioè la Germania. Questo è un altro elemento di debolezza, in parte potrà essere risolto attraverso la revisione del regolamento TEN-T dello scorso anno, che prevede l'integrazione dei Balcani all'interno delle nuove reti TEN-T, ma per ora rimane un elemento di svantaggio rispetto a Trieste. Ricordiamo altri elementi di natura economica e geopolitica. Dall'inizio di quest'anno sono stati firmati importanti accordi tra l'Italia e i paesi del Golfo. L'Italia ha firmato un accordo da 10 miliardi con l'Arabia Saudita proprio a gennaio, in cui sono i temi e i settori all'ordine inseriti all'interno dell'accordo sono svariati, ma riguardano anche l'idrogeno verde, che non dimentichiamolo è uno degli elementi, l'energia e la componente digital, che sussistono all'interno del corridoio IMEC. Quindi questo elemento, e un altro accordo è stato firmato appunto sempre da 40 miliardi con gli Emirati Arabi Uniti. Con gli Emirati Arabi Uniti, che è un accordo che spazia dall'aerospazio alla difesa, all'energia, alla rete di trasporti e alla portualità. Quindi anche qui l'Italia si sta muovendo da questo punto di vista. Resta ora fondamentale la nomina, ovviamente anche da parte italiana, di un inviato speciale per IMEC, che dovrebbe avvenire, e ovviamente questo sarà ancora più importante alla luce del viaggio d'affari e anche di lavoro che il Ministro degli Esteri italiani, insieme a Confindustria ed altri esponenti del mondo economico italiano, avrà ad aprile appunto in India, e in cui uno dei temi, sicuramente oltre alle partnership tecnologiche e scientifiche saranno oggetto di questo viaggio, sarà ovviamente il corridoio IMEC. Rimane un'ultima questione che ovviamente lascio come punto sospeso, la questione del Carbon Border Adjustment Mechanism. Sappiamo che ovviamente l'Unione Europea ha dato il via al Carbon Border Adjustment Mechanism su alcuni settori individuati per una prima fase di partenza, che riguardano anche l'acciaio ed altri settori. La domanda è questa: in questo contesto in cui sappiamo anche che l'India è uno dei maggiori paesi per emissioni carboniche, intensità carbonica anche per la produzione industriale, è un punto di domanda, perché nel caso in cui noi importassimo le merci indiane, l'India dovrebbe pagare comunque la tassa per entrare nel mercato europeo. Quindi anche qui dovrà esserci una riflessione, oppure un accordo ad hoc anche per permettere la fattibilità ovviamente dell'ingresso delle merci ovviamente indiane nello spazio economico europeo e nell'Unione Europea. E ultimo elemento, non trattengo oltre, è la questione geopolitica. La questione geopolitica che permane. La questione geopolitica che permane lo vediamo ovviamente sulla questione che potrebbe essere di maggiore complessità, cioè quella di collegamento tra Giordania e Israele. Lì potrebbero esserci i problemi più grossi nei prossimi mesi da questo punto di vista, qualora si volesse andare verso un'accelerazione molto rapida del corridoio. L'idea è che ovviamente il presidente Trump voglia in prospettiva a riprendere il discorso lasciato in sospeso durante la sua prima amministrazione, come era stato ricordato con gli accordi di Abramo, e che quindi spingerà per una normalizzazione più possibile dei rapporti tra i vari paesi della regione, fermo restando che insomma i dissidi in natura geopolitica sono ancora molto ampi. Come diceva appunto il Premier Modi, è stato detto che l'ha detto nel corso degli anni scorsi, ma l'ha anche ripetuto quest'anno, IMEC non è un progetto che è contingente, quindi va oltre le dinamiche geopolitiche di breve termine. Quello che si sta cercando di costruire, che anche l'India sta cercando di costruire, è un progetto di lungo termine intergenerazionale, quindi quello che stanno scommettendo i vari attori intorno al tavolo è quello di dare una prospettiva ampia e di lungo periodo che si spera e ci si augura vada oltre ovviamente i problemi contingenti di natura geopolitica attuali. Grazie.
Grazie ad Alessandro Gili. Chiudiamo con Giovanni Parisi, che è qui presente come presidente di Trieste Summit, un'associazione recentemente nata tra operatori triestini per tentare di cogliere le opportunità che abbiamo sentito ampiamente descrivere. Credo che il Presidente Parisi ci spiegherà poi come si intenda fare, naturalmente, perché ci sono un paio di punti con delle criticità di non poco conto, ma è evidente, come sia emerso, che l'opportunità è piuttosto ghiotta. Prego. Grazie, ringrazio il Presidente Zerbini per l'invito e per aver organizzato questo convegno che ci serve, che ci è molto utile per presentare le nostre idee e perché ci siamo impegnati su questo progetto. Inizio subito col dire che sappiamo benissimo che non è un progetto di breve realizzazione, stiamo lavorando per i nostri nipoti, cosa che è abbastanza frequente ormai alla nostra età. Ecco, detto questo, vorrei per prima cosa dire cos'è IMEC. IMEC è un Memorandum of Understanding firmato l'11 settembre del 2023 a Nuova Delhi ed è firmato da India, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Francia, Germania, Italia, Unione Europea e Stati Uniti d'America. È un documento di una facciata e mezza, ovviamente un Memorandum of Understanding, ce lo insegna credo il professor Pilotto, vuol dire niente, vuol dire un pezzo di carta. Comunque vi voglio leggere 2 righe dal Memorandum of Understanding. Dice, will provide a reliable and cost-effective cross-border ship-to-rail transit network to supplement existing maritime and road transport routes, enabling goods and services to transit to, from and between India, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Jordan, Israel and Europe. Poi dice, this corridor will secure regional supply chains, increase trade accessibility, improve trade facilitation, and support and increase emphasis on environmental, social and government impacts. Molto ampio. Ecco, ci sono 2 passaggi che per me sono rilevanti e ci torno dopo. Allora, noi all'inizio dell'estate dell'anno scorso, 2024, un gruppo di amici, incoraggiati anche da stimolazioni che provengono da fuori Trieste. La cosa nasce prima fuori Trieste che a Trieste, e nascono da Roma, e nascono dal centro Europa e nascono da oltremare. Decidiamo di metterci in moto per promuovere il ruolo di Trieste come gateway. Più lontano? Bene. E quali sono le motivazioni che ci spingono a unire le forze per questo obiettivo? Innanzitutto non tutti, ma una parte di noi operiamo nel campo della logistica, altri sono imprenditori nel campo della manifattura, ma come sempre gli imprenditori devono guardare sempre a nuovi mercati e specie in un periodo come questo di grosse turbolenze. I mercati d'oltremare che sono toccati da IMEC sono fra quelli dove si registra la maggior crescita di PIL, questo è stato detto anche dai relatori che hanno preceduto. Sono mercati emergenti con anche un massimo di potenziale di crescita nell'export. Nelle ultime settimane il Sole 24 Ore ha pubblicato diversi articoli indicando quali sono i mercati alternativi anche a questa fase di euforia di introduzione di dazi, no? Ed è stato anche citato precedentemente, cioè è chiaro che l'India è un mercato interessante perché l'India può solo abbassare i dazi, no? E quindi la presenza circa un mese fa della Commissione europea con la van der Leyen e diversi commissari per discutere in maniera seria e molto accelerata un free trade agreement, molto difficile ma sarebbe un obiettivo molto interessante. Quindi per questo motivo
Per questo motivo noi, che dobbiamo sempre guardare e cercare nuovi mercati, pensiamo che quella sia un'area molto interessante. Punto successivo, il canale di Suez si è dimostrato fragile. Lo sarà molto di meno se affiancato, e qui il Memorandum of Understanding dice supplementing existing maritime and road transport roads. Dunque, se sarà affiancato da corridoi terrestri ferroviari, non solo quello, diciamo, che dagli Emirati attraversa l'Arabia Saudita, la Giordania e Israele, ma noi abbiamo una visione abbastanza estesa. Per noi è molto interessante anche il corridoio che da Bassora va verso Iskenderun e Mersin, e quindi secondo noi bisogna mantenere un'apertura per una visione, per una pluralità di corridoi. La sola presenza di un land bridge o più di uno potrebbe rendere inutile anche e non più interessante neanche per gli Houthi di attaccare le navi che attraversano il Mar Rosso. E comunque ci sono altri esempi di land bridge molto più lunghi, per esempio land bridge che ci sono, cioè non tutto il traffico tra l'Atlantico e il Pacifico passa da Panama, ci sono importanti land bridge fra la West Coast e la East Coast degli Stati Uniti d'America, e si sta parlando di un land bridge fra il Cile e il Brasile per connettere il Pacifico con l'Atlantico. Quindi questa ipotesi di un land bridge ferroviario, diciamo dal Golfo Arabico all'inizio del Golfo o al termine del Golfo verso il Mediterraneo, è un'ipotesi secondo noi interessante. Tra l'altro, credo che il dottor Panaro qui lo può coinvolgere, può essere estremamente interessante per lo shipping italiano, considerata l'importanza del Ro-Ro e delle attività Ro-Ro che potrebbero collegare, come oggi collegano la Turchia, anche l'Israele, come oggi collegano anche l'Egitto. No? Non solo la crisi del Mar Rosso, ma anche e ancora di più, lo ha citato il professor Pilotto, la rotta artica per noi è una grossa minaccia per il Mediterraneo, per l'Adriatico e per Trieste. Noi dobbiamo puntare sull'ovest dell'Asia, e l'ovest dell'Asia è l'Oceano Indiano, sia il Golfo Arabico sia il Golfo del Bengala, perché il nord della Cina, la Corea e il Giappone potrebbero, fra 10, fra 20 anni, entrare in Europa o arrivare dall'Europa, dai porti del nord, sulla rotta artica, tagliando fuori completamente il Mediterraneo. Quindi noi dobbiamo scommettere sull'occidente dell'Asia. Se riusciamo a essere protagonisti nell'Oceano Indiano, portiamo a casa anche il sud-est asiatico con l'Indonesia, perché lì si affaccia sul Golfo del Bengala. Poi è la prima volta in 50 e passa anni di mio lavoro che il governo italiano firma un documento di questo genere, cioè la promessa di impegnarsi sulla realizzazione di un canale, di un corridoio internazionale. Dunque per noi è assolutamente imperativo impegnarci per convincere e spingere il governo italiano a dare attuazione a questo Memorandum of Understanding o a far sì che i firmatari diano attuazione. Siccome parliamo di Italia come molo per l'Europa, allora, se parliamo di molo per l'Europa, il dottor Panaro mi insegna che l'approdo principale non può che essere Trieste, no? Perché con le connessioni che noi abbiamo ferroviarie col centro Europa esistenti, possiamo candidarci per l'Europa. Dunque è l'Italia che deve candidare Trieste per l'Europa. Tra l'altro l'Europa è l'unico dei 3 firmatari europei dell'IMEC che si affaccia solo sul Mediterraneo, la Francia e
e la Germania si affacciano anche sull'Atlantico, quindi dobbiamo essere protagonisti. E Trieste non è in concorrenza con gli altri porti italiani, perché è l'unico che può giocare quel ruolo. Se guardate quella mappa lì, non si arriva da altri porti italiani nel centro Europa come si arriva da Trieste. Questa posizione di Trieste è riconosciuta pienamente per la prima volta fuori da Trieste. Viceministro Rixi, che era qui un mese fa alla Torre del Lloyd, ha parlato esplicitamente di Trieste come capolinea dell'IMEC, e lui è un genovese, ma non aveva alcun dubbio che fosse Trieste capolinea. Il senatore Terzi di Sant'Agata, che è presidente della Commissione Esteri del Senato ed ex ministro degli Esteri, ha scritto di IMEC e Trieste ancora nello scorso settembre sul Sole 24 Ore. L'onorevole Formentini, che è vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, è un assoluto sostenitore di Trieste come capolinea dell'IMEC. L'onorevole Bergamini, che è livornese, responsabile esteri di Forza Italia, sostiene apertamente Trieste. Quindi, se noi a Trieste non approfittiamo di questa situazione unica in cui tutti ci sostengono, no? Ecco. Allora, il porto di Trieste, lo ha già detto il Presidente, appartiene a quel range portuale che dal 2007 al 2023 è cresciuto di più in Europa. Io metto insieme Trieste e Capodistria dal 2007 al 2023 siamo passati da 500.000 contenitori a 2 milioni di contenitori, 2 porti messi insieme, quindi una crescita significativa. Perché? Perché è cresciuto tutto quel mercato del centro-est Europa e siamo riusciti a utilizzare in maniera efficiente le ferrovie. E voglio dire che il porto di Trieste è pronto a crescere ulteriormente, perché noi nel giro di 4 anni avremo 5 anni, forse di più, ma insomma, chiedo a Vittorio, che è seduto lì, di precisare le date. La nuova stazione merci, la seconda stazione merci, quella di Servola. Avremo l'area bonificata della Ferriera, quella sicuramente entro 5 anni, avremo il molo ottavo, avremo il terminal degli ungheresi, quindi avremo un raddoppio di capacità, detto così in termini molto semplici. Allora, noi pensiamo, o abbiamo pensato, che sia importante che siano le famiglie imprenditoriali del territorio che manifestino verso l'esterno che siamo pronti a lavorare per il successo di questo progetto. E qui mi ricollego ancora a quanto ha detto il professor Pilotto, passaggi importanti del sistema Trieste sono nati dai privati, il canale di Suez è nato più dalla spinta del barone Revoltella che dalla spinta della Corte di Vienna, insomma. E quindi vogliamo spingere questo progetto. A questo punto abbiamo deciso di costituire un'associazione, l'abbiamo costituita il 28 ottobre del 2024, si chiama Associazione Trieste Summit. Lo scopo è quello di promuovere il ruolo di Trieste come gateway europeo del corridoio IMEC e dei traffici indomediterranei. L'obiettivo nostro è quello di sensibilizzare il mondo politico in modo trasversale, organizzare eventi di livello superiore per convincere anche le grandi imprese a puntare su Trieste. Il primo evento l'abbiamo organizzato in un momento molto simbolico, l'arrivo è stato citato precedentemente dal Presidente del propeller nazionale Masucci, l'arrivo di nave Vespucci il 2 marzo scorso a Trieste. Abbiamo avuto una giornata straordinaria per bellezza della presenza della nave Vespucci di fronte a Piazza dell'Unità, una giornata di sole meravigliosa, e quindi gli ospiti che sono venuti da fuori sono rimasti entusiasti. Il Trieste ci aiuta anche in una bella giornata di sole sulle rive straordinarie. E a questo evento che abbiamo organizzato il 2 di marzo abbiamo avuto ospiti di notevole rilievo. Vorrei citare un ministro della Repubblica Estone, è piccola l'Estonia, ma è pur sempre un ministro di un paese dell'Unione Europea, Tiit Riisalo, ministro dell'Economia, molto entusiasta di questo
quest'idea, e lui alla fine del corridoio Baltico-Adriatico. 2 senatori della Repubblica, Marco Dreosto di Pordenone e Tatiana Roiz di Trieste. Abbiamo avuto 4 parlamentari della Repubblica, l'onorevole Bergamini, l'onorevole Serracchiani, l'onorevole De Monte e l'onorevole Matteoni. E abbiamo avuto 2 ambasciatori, l'onorevole Vincenzo De Luca, che non è il presidente della regione Campania, ma è omonimo, ed era ambasciatore. Quello è unico, è inimitabile. E l'ambasciatore Vincenzo De Luca era ambasciatore italiano in India quando è stato firmato il Memorandum of Understanding, e l'ambasciatore Francesco Talò, che era attaché diplomatico della Presidente Meloni. Niente, questo evento è stato un successo per le persone che sono venute da fuori Trieste e che hanno visto con molto interesse quel progetto che abbiamo presentato e che ci sostengono anche in una forma di advisor della nostra associazione. E la conseguenza è stata poi che l'avvocato Pasino, che è membro del consiglio della nostra associazione, che non è qui, è membro anche vicepresidente del Propeller di Trieste se non sbaglio, e che non è qui stasera perché è a Roma, ed io siamo stati dal 17 al 19 marzo a New Delhi, dove abbiamo incontrato anche il dottor Gili, che era presente, ad un evento organizzato dal Ministero degli Esteri indiano, e abbiamo avuto anche un incontro e poi una serata in ambasciata italiana. L'ambasciatore Antonio Bartoli sostiene pienamente la posizione di Trieste. Adesso io non voglio aggiungere altro, qualsiasi cosa sono a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda. Io ho Stefano Visentin, che è laggiù e che è vicepresidente dell'associazione, Marco Rossetti Kosulic, che è qua e che è tesoriere e segretario generale, e Alberto Pasino, che è il quarto del consiglio direttivo dell'associazione, come vi ho detto, a Roma. Grazie. Questo è tutto. Grazie anche a Giovanni Parisi. Passo il microfono al Presidente Zerbini per una serie di commenti e conclusioni su ciò che è stato detto, poi vediamo se ci sono delle domande. Sì, grazie Riccardo. Niente, io devo dire che ringrazio sicuramente tutti i relatori perché sono stati tutti interventi di grandissimo livello e di notevole interesse. Devo dire mi perito un po', ma conoscendomi non troppo, perché sono d'accordo su tutto meno che su un punto, e esprimo quello che è la mia opinione ovviamente, e si tratta della rotta polare. Io ad oggi, per quelle che sono le cose dette e scritte e anche in essere, ma che possono anche poi cambiare, le uniche nazioni le cui compagnie di navigazione hanno detto che sono pronte, e la Cina lo sta già facendo, a transitare dalla rotta artica sono appunto la Cina e la Russia. Le più grandi compagnie di navigazione del mondo occidentale, tutte le più grandi, hanno espresso l'impegno di non volerlo fare per cautela ai fini ambientali del mare Artico. Però questo è un goodwill di oggi che apprezziamo e che vogliamo che rimanga tale, ma potrebbe essere modificato. Cosa secondo me non può essere modificato? Il fatto che i paesi del Mediterraneo continueranno a produrre e a consumare, questo è un dato di fatto. Quindi che cosa succede? Che attivando tutti, nessuno escluso la rotta artica, grande riduzione delle distanze, nel collegamento diretto fra l'estremo oriente e il nord Europa, e poi cosa succede di queste merci? Prima di tutto un aumento così rilevante di traffico per gli efficientissimi porti del nord Europa richiederà ampliamenti enormi dei porti esistenti o altri porti, ma lo possono fare, lo hanno dimostrato, lo fanno di continuo. Però poi quando arriveranno le mega navi da 24.000 TEU, forse ci vorranno le 50.000, visto i traffici che dovranno portare. Quindi tutto quello che comporta questo, dal gigantismo navale al gigantismo portuale, al gigantismo degli equipment, che vediamo che cosa vuol dire. Ne sono arrivati appena 2 la settimana scorsa al Molo Settimo, 91 metri d'altezza, 65 metri di sbraccio
sono in grado di lavorare sulle navi da 24.000 TEU, le più grandi al momento. Ma poi, quando tutto questo fosse stato movimentato da terra a nave, da nave a terra, deve arrivare in Mediterraneo. Ci arriva transitando per l'Europa via treno o via camion? Credo assolutissimamente di no. Quindi cosa succede? Un incremento mostruoso del transshipment può essere gradito o meno, può essere percepito più positivo che arrivi la mega nave oceanica anziché un feeder che non sarebbe da 1.000 o 2.000 TEU, ma dovrebbe essere almeno da 15-18.000 TEU, una serie innumerevole di feeder che dovranno collegare il Nord Europa col Mediterraneo, ma dovrà essere così. Quindi, secondo me, questa ripeto è la mia opinione personale, ma non credo di essere l'unico, il discorso della rotta polare non è un grande problema per l'ambito del Mediterraneo, è che il Mediterraneo deve saper cogliere le opportunità che si creano e questa di cui abbiamo discusso fino ad ora è una grandissima opportunità. E di nuovo politicamente partiamo in ritardo. Lo hanno detto tutti i relatori precedenti, lo abbiamo letto da più parti, Francia e Grecia sono già più avanti di noi. Noi abbiamo sentito, come ha detto il dottor Parisi, che i politici stanno cominciando a interessarsi, ma sarà bene che lo facciano direttamente, immediatamente, con determinazione, volontà, continuità, perché gli altri paesi si sono già mossi e noi siamo ancora una volta a rincorrere, seppure siamo in una condizione, dal punto di vista di identificazione dell'hub più idoneo, a disporre di quello di Trieste, che è quello sicuramente meglio collegato, soprattutto ferroviariamente, con tutti i paesi del sud-est d'Europa, che è la chiave di volta effettivamente di questo progetto che è la Via del Cotone e che andrà in qualche maniera a sovrapporsi, ma soprattutto a alternarsi a quella che era la precedente Via della Seta. Quindi tutto quello che bene sta facendo questo gruppo che si è costituito per creare maggiore attenzione e maggiore determinazione, perché ancora una volta tocca alla politica fare tutti i passi necessari che servono per far sì che l'Italia non perda un'altra grandissima opportunità che è soltanto che irrinunciabile. Quindi dobbiamo tutti spingere in questo senso la politica a muoversi, a essere attiva e a portare avanti e ottenere questo risultato. Io mi fermerei qui, ripropongo se c'è qualcuno che ha interventi da voler fare. Bene, e allora credo che sia il momento di ringraziare tutti i relatori per i loro ottimi interventi e tutti i presenti per la grande presenza. Grazie. Grazie a tutti, buona serata.